L'ispirazione per i suoi Menendez è stata mia nonna Anna, che io da sempre ho conosciuto con l'abito tradizionale del suo paese. Dovendo disegnare una figura femminile, una forma, era lei e le sue amiche del vicinato. Ciò che caratterizza il nostro artigianato è la scelta delle materie prime, insomma dei materiali da trasformare. Sono quasi tutti legni di barche, quindi sono legni di recupero. La selezione ulteriore viene fatta da noi in laboratorio perché è qui solo con calma e visionando bene e pulendo i legni o comunque gli altri materiali che noi utilizziamo che possiamo capire se il materiale è perfettamente adatto a quello che dobbiamo fare e quindi non ha presenza di funghi o di tarli o comunque ha una consistenza che può essere adatta a quella che è la nostra lavorazione. Da quella che può essere un'intuizione, si passa alla progettazione, quello è il passo successivo. Prevede necessariamente il confronto tra Massimo e me. L'importante è arrivare a un risultato che sia convincente, che sia soddisfacente, non è importante chi ha avuto l'intuizione. Capita molto spesso che gente che ci vede rovistare tra i scarramazzinas, come si dice in sardo, rimanga un po' stupita, anche un po' diffidente. Questi cosa stanno cercando qua? Che cosa può servirgli una cosa del genere che noi abbiamo buttato? Quindi mantengono questa diffidenza fino a quando poi non chiedono, trovano il coraggio di chiedere e poi gli viene data la risposta e la cosa è, le facce sono veramente di quelle tra il deluso e il magusta e maccu, quindi andiamo avanti però perché comunque sappiamo quello che stiamo facendo. Quando tu fai vedere una cosa a una persona, un pesce, un gatto, quello che ti pare, le persone solitamente hanno sempre la stessa reazione, e cioè sorridono. E questo a me è estremamente gratificante.